Esattamente un anno fa, il 10 aprile, veniva a mancare Alessandro Biondi. La Polisportiva Mille Luci, insieme alla famiglia di Alessandro e anche all'amministrazione comunale di Lamporecchio, ha deciso di apporre sul San Baronto, un luogo non a caso per tutti i ciclisti della zona e non solo, una targa a memoria di Alessandro. Prima però di scoprire la targa, una rappresentativa della Mille Luci ha percorso la strada proprio da Casalguidi fino a San Baronto in bicicletta proprio per commemorare Alessandro. Tante le iniziative però che durante l'anno la Polisportiva Mille Luci intraprenderà per ricordare la memoria di Alessandro, quindi questo è un primo tassello verso una lunga strada per ricordare quello che di buono ha fatto Alessandro. Francesco Biondi, figlio di Alessandro, oggi è una giornata decisamente particolare, però la Mille Luci l'ha voluto ricordare insieme a voi, insieme all'amministrazione comunale, con questa targa in un luogo non a caso. È una giornata di ricordo, una giornata di condivisione, ringrazio tutti i presenti, è stato insomma un momento forte. Giovanna, la sorella di Alessandro, tra poco scopriremo la targa, un bel ricordo che vuol dire che Alessandro ha lasciato qualcosa di buono. Sì, è passato un anno da quel 10 aprile, però il ricordo di mio fratello Alessandro è ancora vivo in tutti noi e lo vediamo anche da quanta gente ha partecipato a questa pedalata che da Casalguidi è arrivato qui in cima al San Baronto, e mio fratello molto spesso passava insieme ai ciclisti, a noi il suo ricordo ha lasciato un vuoto immenso, però cerchiamo di colmarlo con questa partecipazione viva di tutte queste persone, e io devo ringraziare sentitamente il comune di Lamporecchio, l'assessore allo sport, che ci ha consentito di intitolare questa targa a mio fratello. Poi anche devo ringraziare la Polisportiva Mille Luci, il signor Ugo Ginanni, che ha permesso questa manifestazione, e il ricordo del mio fratello è indelebile proprio in giornate come queste, e devo dire che anche il prossimo 30 luglio si terrà una gara ciclistica che proprio da Casalguidi arriverà fino a Prataccio, e quindi invito tutti i partecipanti di stamani, poi anche tutti quegli altri che vorranno partecipare a venire in ricordo di mio fratello Alessandro, che è stato e rimarrà sempre un grande uomo. Grazie. Per la Mille Luci, Giampiero Morosi, oggi è una giornata per voi particolare, avete voluto ricordare Alessandro con questa pedalata insieme ai ragazzi più piccoli della società, serve un po' per sentire Alessandro sempre vicino, anche se non serve solo questo. No, sinceramente siamo emozionatissimi perché abbiamo preso i ragazzi, quelli un po' più grandini, G5 e G6, perché cioè G1, G2 e G3 era improponibile portarli su per San Baronto, però sinceramente vedo che anche tutti i compagni di Alessandro, quando andava in bicicletta, tutti i suoi familiari sono qui vicini, e per noi è una commozione, e meno male siamo riusciti a fare questa con Ugo e Riccardo, il fratello di Alessandro, a fare questa targa che secondo noi lo rende ancora più, diciamo, più vicino ai ragazzi del ciclismo, che è tutto. Noi siamo contentissimi, e per noi è una cosa che non si scorderà mai. E appunto, per non dimenticarlo, il prossimo luglio ci sarà una gara proprio in memoria di Alessandro. Sì, allora noi iniziamo il 15 di maggio e facciamo per la corsa di Catavoli la 58esima Coppa Prima Terrocci la Stucci Pierucci per gli esordienti. Quella la facciamo in commemorazione di Enzo Cipolli, perché lui con bambini è sempre stato con bimbi più piccoli, mentre per Alessandro abbiamo dedicato un memorial per gli allievi Alessandro Biondi. E poi per luglio, il 30 luglio sabato, facciamo la Pistoia Prataccio per gli juniores, con l'arrivo dal ristorante della sua mamma, che l'hanno fatta per tanti anni, quindi perché lui riposa lì al cimitero di Prataccio. Abbiamo appena visto le immagini registrate qualche settimana fa proprio in occasione dell'anniversario della scomparsa di Alessandro Biondi. L'occasione era quella per inaugurare questa
targa in suo onore proprio sulla sommità del San Baronto, dove erano presenti ovviamente la sua famiglia e tanti simpatizzanti del ciclismo, dove era presente anche la società di riferimento di Alessandro Biondi, ovvero la Polisportiva Mille Luci. E queste sono proprio le immagini della prima gara effettiva che ha organizzato la Polisportiva Mille Luci, il secondo Gran Premio Galigani Piante, la gara riservata alla categoria giovanissimi, che solitamente era quella dedicata all'inaugurazione della stagione. Poi per cause del maltempo non è stato possibile, quindi è stata rimandata qualche settimana successiva. A dare il via alla manifestazione i bambini della G0, veramente tanti per essere la categoria G0, coloro che hanno dato il via alla manifestazione. Qualche istante fa abbiamo visto nelle immagini, adesso state vedendo invece quelle relative alla riunione dei direttori sportivi, dicevamo qualche istante fa abbiamo visto nelle immagini un G0 particolare, non ce ne vogliano gli altri, però lo vediamo adesso inquadrato proprio Tommaso Lenzi, eccolo là con la maglia proprio della Polisportiva Mille Luci, figlio di Davide Lenzi, per tanti anni direttore sportivo proprio alla Mille Luci, e figlio anche di Sara Pratesi, anche lei per tanti anni collaboratrice comunque in seno alla Polisportiva Mille Luci. Tanti però i bambini della categoria G0 che vediamo adesso inquadrati, che sono un po' gli starter ufficiali della manifestazione, per loro un giro da compiere di questo anello di 850 metri, e a memoria personale è sicuramente la categoria G0 maggiormente rappresentata numericamente parlando, quindi davvero una bella soddisfazione, dà anche un po' di speranza al futuro del movimento, perché si parla tanto di un ciclismo veramente, e a ragione si dice, un ciclismo che sicuramente sta attraversando un periodo di crisi, sta attraversando un periodo un po' di stanca. Vedere così tanti bambini che ancora non hanno l'età vera e propria per poter gareggiare in modo agonistico, se così possiamo definire i ragazzi dei giovanissimi, però così tanti che comunque vogliono provare a cimentarsi, a sperimentare per la prima volta o comunque per le prime volte questo percorso, fa sicuramente ben sperare. Altra nota decisamente positiva di questo secondo Gran Premio Galigani Piante, un'ottima rappresentanza femminile anche nella categoria G0, come vediamo inquadrati. Quindi veramente tante bambine, questo avremo modo però di vederlo e di notarlo anche nel corso di tutta la cronaca che vi faremo vedere. Allora, questo trofeo Galigani Piante ovviamente ha visto tutte le categorie al via, i primi quelli della categoria G1, 2 i giri da compiere per questa categoria. Ecco che avviene la partenza per loro, un giro, un anello di questo circuito da percorrere, 850 metri. Come è ovvio, ad ogni categoria viene aumentato il numero ovviamente di coloro di giri da percorrere, ovviamente secondo l'età. La vittoria per la categoria G1 a Francesco Brucini della Butese, che ha anche alzato le braccia, infatti poi è stato anche redarguito dalla giuria. Seconda posizione per Niccolò Cala della Fosco Bessi di Calenzano, terzo Martino Brandini dell'Albergo del Tongo, quarto Zeno Bertolucci del team Valdinievole e quinto Matteo Pantani dell'Albergo. Per quanto riguarda le femmine, erano 2 le bambine ai nastri di partenza. La vittoria è andata a Martina Batolla della Fabrimar davanti a Natalie Scatizzi della Vaiano Bike. E questa quindi era la prima gara per quanto riguarda questo secondo Gran Premio Galigani Piante. Quasi 200 i bambini che in totale hanno dato vita a questo pomeriggio, che sembrava in un certo momento che nel corso della giornata potesse anche minacciare pioggia. Poi per fortuna niente di questo è avvenuto, e questo ha permesso di recuperare questa gara che era già stata annullata appunto per la pioggia. Partita la categoria G2, 4 in questo caso i giri da percorrere. Vediamo adesso le prime immagini dei primi giri.
che sono, lo ricordiamo, relative alla categoria G2. Tutte le gare sono state piuttosto controllate. Vediamo un piccolo spoiler, una piccola anticipazione: non ci sono state delle fughe che hanno come dire un po' ammazzato la corsa, sono state tutte gare molto controllate e molto partecipate, sia dal pubblico che dai ragazzi stessi. Come consuetudine, una volta che i bambini hanno finito di gareggiare, poi si fa il tifo per i propri compagni di casacca e non solo. Abbiamo visto già che suona la campana dell'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G2, che ha visto la vittoria per quanto riguarda appunto la categoria maschile di Lorenzo Milani della Vaiano Bike, seconda posizione per Dario Picariello della Foscobessi, terzo Damiano Borri sempre Vaiano Bike, quarto Leonardo Conti dell'Aquila e quinto Jacopo Pistelli del pedale Pietrasantino. Per quanto riguarda le femmine, anche in questo caso le 5 premiate erano tutte presenti, con la vittoria di Aurora Scozzari della Vaiano Bike, seconda Aurora della Santina del team Valdinievole, terza Carolina Moriconi del Velo Club Empoli, quarta Greta Pollacchi della Vaiano Bike e quinta Cristina Battini dell'Aquila. Come vi dicevamo, belle combattute, belle numerose tutte queste categorie, talmente come dire numerose che per quanto riguarda la categoria G3, la prossima che andiamo a vedere, sono state effettuate 2 batterie. La prima, per onore di cavalleria, è stata concessa alle ragazze, erano ben 11 le bambine della categoria G3, quindi si è giustamente pensato di far 2 batterie per permettere almeno una volta che possono nelle categorie giovanili di poter gareggiare tra loro alle ragazze 6 giri da percorrere. E questo vuol dire anche la possibilità per la nostra telecamera di potersi spostare nel corso, nel raggio del circuito, per permettere anche altre visuali. Quando i giri sono pochi, ovviamente ci manteniamo nei pressi dell'arrivo perché ci preme farvi vedere le fasi conclusive. Quando il circuito prevede più tornate da poter percorrere, questo ci dà un po' più di margine per poter girare nell'anello del percorso e quindi permette anche di vedere più scorci per quanto riguarda appunto le varie gare alle quali stiamo assistendo. Ed ecco che arriva l'epilogo per quanto riguarda la categoria G3, con la vittoria di Matilde Mannelli della Vaiano Bike, che forse è stata l'unica gara che ha avuto questi distacchi così importanti. Seconda posizione per Sofia Trapassi del team Stradella, terza Noemi Cianti del Velo Club Empoli, che ha appena tagliato il traguardo. Arriva in quarta posizione Greta Gorga, altra atleta della Vaiano Bike, e quinta posizione per Ginevra Cristofani della Butese. 5 le atlete che venivano premiate per ogni categoria, quindi sono questi i nomi sinceramente dei quali sappiamo l'ordine di arrivo, però il plauso va sicuramente a tutte coloro che hanno portato a termine la loro fatica. Adesso è la volta della categoria G3 maschile, anche per loro ovviamente 6 giri da percorrere. Ovviamente, come sempre, lo schieramento in griglia di partenza, sempre affidato alla sorte, viene tirato a sorte il numerino e poi su questo viene determinato la posizione nella griglia per la partenza. Sempre qualche attimo di incertezza nel momento della partenza, perché comunque si parte da fermo e c'è sempre un po' da imparare il meccanismo dell'agganciare il pedale, di partire, insomma qualche problema c'è stato, ci sono state anche alcune cadute, fortunatamente tutte senza conseguenza. Ovviamente l'organizzazione della Polisportiva Melliluci del presidente Ugo Ginanni, insieme a tutti i suoi collaboratori, aveva provveduto a cercare di salvare, se così possiamo dire, quelle zone un pochino più complicate con materassi e quant'altro. Ovviamente era presente il medico e il servizio dell'ambulanza e ovviamente sempre succede che ci possano essere delle cadute, degli incidenti, per fortuna ripetiamo tutti senza conseguenza. Un'organizzazione, questo il secondo Gran Premio Gallegani Piante, che ha visto il debutto in questa stagione 2022 per la Polisportiva Milleluci nella organizzazione,
un motore di organizzazione che si è praticamente appena messo in moto e già vedrà con la prossima domenica il secondo atto, con l'intera giornata riservata prima agli esordienti e poi agli allievi nella gara appunto della prossima domenica, della quale però avremo sicuramente tempo e modo di parlare in futuro. Abbiamo visto che era iniziato l'ultimo giro, quindi siamo all'epilogo per quanto riguarda la categoria G3 maschile, con la vittoria di David Gentili della Gastone Nencini, secondo Lorenzo Cantini del Velo Club Empoli, terzo Gianmaria Berti della Berti Mobili Benassi, quarto Cristian Velai dell'Appennicco e quinto il suo compagno di squadra Pietro Arcangeli. E quindi va in archivio anche la categoria G3. Giro di boa per quanto riguarda la manifestazione, perché adesso sono rimasti i più grandi a dover affrontare la fatica di giornata. Lo ricordiamo, questo è il secondo Gran Premio Galigani Piante, ma ci sono altri sponsor molto importanti per la società organizzatrice della Mille Luci, come la Banca Alta Toscana, la Polimpiante, la Edil Artigiana, la GM Cucine, la Vivai Pianti Eredi di Vettori Lanfranco, la Lagri Vivai e la Fabiani, tanto per ricordare alcuni sponsor che sono vicini alla manifestazione. E come vi dicevamo, qualche incidente alla partenza, soprattutto figlia della inesperienza, perché comunque siamo veramente alle prime battute sia della stagione, per qualcuno proprio anche del mondo del ciclismo, lo risottolineiamo, per fortuna tutti senza particolari conseguenze. Anche qualcuno a fine giornata mostrava i segni delle cadute anche con particolare orgoglio per essere caduti, quindi tutto fa divertimento e non è che soddisfazione questa per chi segue questi ragazzi. Una bella cosa da sottolineare per quanto riguarda la categoria giovanissimi, che a seguire questi ragazzi, per fortuna ci sono tanti ragazzi giovani, tanti spesso ex corridori che sono rimasti innamorati di questo sport e che hanno dedicato in questo caso questo sabato pomeriggio a seguire questi bambini, probabilmente anche rivedendo loro stessi proprio in queste gare, in queste emozioni che vivevano. Quindi tanti genitori, familiari, nonni, zii, parenti, però davvero anche diversi ragazzi giovani, e anche questo potrebbe essere un altro elemento che fa ben sperare per il futuro del ciclismo, come dicevamo poco fa proprio all'inizio del nostro servizio. Questo è l'inizio del rettilineo finale, quest'ultima curva messa anche in sicurezza da alcuni materassi è proprio l'ultima curva che poi mette nel rettilineo finale. Quella che stiamo seguendo, lo ricordiamo ancora, è la categoria G4, come detto 9 giri da percorrere, quindi le distanze cominciano a essere un pochino più interessanti, un pochino più importanti, e infatti anche in questo caso va un pochino più a selezionarsi la testa della corsa. Diciamo che in linea di massima è sempre stato una corsa, un gruppo compatto che magari via via che andavano ad aumentare i giri da percorrere faceva sì che ci fosse un po' di selezione più nelle retrovie. Ovviamente un po' di difficoltà per il collegio di giuria per dirimere i vari doppiaggi, però per fortuna tutto si è svolto nel modo migliore. Inizia l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G4, e intanto possiamo dire la vittoria di Giovanna Conte per quanto riguarda la categoria della G4 femminile. La portacolori del Velo Club Empoli è stata la vincitrice appunto della sua categoria, mentre vediamo l'arrivo del vincitore della categoria G4, Mattia Meniconi dell'Albergo del Tongo, davanti a Gabriele Cavallini del team Valdinievole. Seconda posizione per un altro portacolori del team Valdinievole, ovvero Ulisse Bertolucci. Quarto Nathan Scavone del pedale Pietrasantino e quinto Giacomo Bellucci della Polisportiva Mille Luci. Questo per quanto riguarda la categoria G4, mentre vediamo già schierati sulla griglia di partenza i partecipanti della categoria G5.
5. Si va in doppia cifra per quanto riguarda il conteggio dei giri di questa categoria, 12 i giri da percorrere. Anche in questo caso ottimo il numero dei partenti, come potete vedere anche dalle immagini che vi stiamo mostrando, e anche in questo caso bello il numero dei partecipanti anche per quanto riguarda la categoria femminile, della quale vi daremo conto. Categoria G5 e categoria G6 notoriamente sono quelle in cui si inizia a vedere un pochino il gioco di squadra, i ragazzi che magari sono tutti uniti nella stessa formazione, si cercano, addirittura abbiamo visto chi si dà il cambio, cioè o meglio chi chiede il cambio con il movimento del gomito, come è solito vedere nel mondo almeno un pochino più grande, non dico professionistico, ma quasi. Spesso e volentieri è sicuramente emulazione quello di questi ragazzi. Questo vuol dire che c'è passione, che seguono il ciclismo e quindi ovviamente sono portati a fare anche queste cose. Però dicevamo appunto che in queste categorie più grandi è un pochino più facile vedere anche un gioco di squadra o comunque un gioco tattico, e in questa categoria si avvantaggiano in 3 sulla testa della corsa. Più tardi magari riusciremo anche a ricordarvi o comunque provare a riconoscerli. Qui comunque, come dicevamo, che più aumentano i giri più è più facile che ci sia selezione. Questa è proprio la spiegazione lampante di quello che vi stavamo dicendo poco fa. Ed eccolo il terzetto che si è un po' avvantaggiato, o meglio si è avvantaggiato nei confronti del gruppo. Sono un atleta della Butese, una della Castelfiorentino Banca di Cambiano e un altro del team Val di Nievole. E per quanto possiamo dire, sembra buono l'accordo sugli atleti che compongono in questo momento la testa della corsa. Vedremo se questo potrebbe essere anche il tentativo buono di questa gara, di questa batteria, di questa categoria, oppure se dalle spalle succederà qualcosa. Ennesimo passaggio dalla zona arrivo e non cambia la situazione, sempre 3 corridori che compongono la testa della corsa, con alle spalle che stanno provando in qualche modo a organizzarsi nell'inseguimento, ma la sensazione è che potrebbe essere anche il tentativo buono quello del terzetto che si trova sulla testa della corsa. Lo ricordiamo, questo è il secondo Gran Premio Galigani Piante, e da ricordare anche la Banca Alta Toscana, la Poli Impianti, la GM Cucine, la Fabiani Gioiellerie, tra gli sponsor e gli amici che hanno dato mano a questa manifestazione, ma a tutta la Mille Luci. Altro apporto importante, del quale abbiamo visto le immagini all'inizio ma non l'abbiamo ricordato, quello delle mamme della squadra che si sono impegnate in questo pomeriggio, nonostante magari avessero i propri figli impegnati nelle gare, ma erano impegnate soprattutto a dare la merenda a tutti coloro che l'avessero voluta. C'era questo banchino, se così vogliamo dire, nei pressi dell'arrivo, che offriva da bere e da mangiare a chi lo voleva. Però adesso dobbiamo ricordare quello che è l'epilogo della categoria G5, con la vittoria di Tommaso Marini del team Val di Nievole, che è riuscito anche ad avvantaggiarsi nel finale nei confronti di Leonardo Lonetti, in seconda posizione della Castelfiorentino Banca di Cambiano, terzo Diego De Stefano della Butese, quarto Pietro Casalini della stessa squadra, quindi sempre della Butese, e quinto Gabriele Toscani dell'Empolese. Per quanto riguarda le ragazze, la vittoria di Siria Genovese della Foscobessi davanti a Sara Colzi della Vaiano Bike, terza Asia Genovese Foscobessi e quarta Anna Dodducci della Itala Ciclismo. E adesso è la volta dell'ultimo atto di questa gara odierna, di questo esordio almeno organizzativo per quanto riguarda la polisportiva Mille Luci, con la gara riservata alla categoria G6. Come vedete ben 18 i giri da percorrere, una delle categorie anche qui sicuramente numericamente più rappresentate. Adesso è il momento delle ultime raccomandazioni. Sono stati alcuni momenti di attesa per alcune categorie per la misurazione rapporti. Tutti i ragazzi che hanno preso il via hanno fatto la misurazione rapporti,
E c'è stato qualche momento, come dire, di attesa in più rispetto al consueto, perché ci spiegavano da questa stagione sono cambiati i rapporti per le varie categorie, sono un po' aumentati. Ve la spiego così grossolana anche perché io stessa non saprei spiegarvela in modo migliore, e quindi molto probabilmente diciamo ancora c'è da rodare qualche meccanismo per cui ci sta che qualche rapporto non sia perfetto, e ovviamente non si può gareggiare insieme ai compagni, quindi viene fatto sistemare e poi fatto partire. Ovviamente questo non vuol dire che il ragazzo non parte, viene fatto sistemare, per cui si aspetta e poi si fa ovviamente e giustamente partire. Fasi centrali della gara riservata alla categoria G6, forse quella maggiormente controllata, come è normale e logico che sia, perché questi veramente sono coloro che poi l'anno prossimo andranno a correre non più in circuito ma su strada nella categoria esordienti, quindi anche il chilometraggio, anche la strada comincia a essere un pochino di più da percorrere, e questo ovviamente ci permette di vedere anche altri scorci. Un circuito un pochino tecnico, quello classico di apertura della polisportiva Mille Luci, che vuol mettere alla prova i ragazzi giustamente che stanno affrontando adesso appunto queste fasi centrali, cercando di controllarsi, di studiarsi, di capire come potersi muovere nel miglior modo possibile. Abbiamo visto maglie del team Stradella far l'andatura sulla testa del gruppo, e sono quelle gare un pochino più controllate, un pochino più chiuse tatticamente, se così vogliamo dire. Adesso ovviamente è il tempo di far svolgere la gara, e poi ci sposteremo anche al circolo delle Mille Luci per la fase conclusiva, per le premiazioni di tutte le categorie, anche per il riconoscimento per tutti i bambini che hanno partecipato alla categoria G0 promozione sportiva, che dir si voglia. Quella sarà anche l'occasione nella quale abbiamo raccolto alcune interviste per voi, dove potete sentire le impressioni degli organizzatori e delle istituzioni. Non abbiamo, almeno in questa occasione, avuto l'occasione di parlare con qualcuno dell'amministrazione comunale, che comunque ha dato il proprio supporto alla manifestazione. Lo sentiremo poi anche dalle parole dei rappresentanti della Mille Luci, il ringraziamento all'amministrazione comunale. Come vedete da questo passaggio dalla zona arrivo rimane serrato la situazione, il gruppo rimane compatto e noi ci avviamo alla conclusione, perché suona la campana. Suona la campana, quindi vuol dire ultimi 850 metri per tutta la manifestazione, ma soprattutto per la categoria G6, quindi andremo a vedere chi si aggiudicherà sia a livello maschile che a livello femminile la competizione. Ovviamente ci siamo mantenuti sul rettilineo finale per aspettare la conclusione della gara, anche piuttosto sentita a livello del pubblico. Allora, per quanto riguarda i maschi, la vittoria, lo vedete in maglia verde, per l'atleta della Foscobessi Andrea Castrucci, seconda posizione per la Erte Scappini dell'Empolese, terzo per Leonardo Palombi della Itala Ciclismo, quarto Davide Giraldi della Vaiano Bike e quinto Samuele Crisci della Foscobessi. Per quanto riguarda le ragazze, la vittoria di Emma Tarantino della Vaiano Bike, seconda Greta Proverbe della Castelfiorentino, terza Asia Pucci dell'Empolese, quarta Alice Senesi della Castelfiorentino e quinta Lavinia Nocciolini del Velo Club Empoli. Per quanto riguarda le società, prima classificata la Vaiano Bike, seconda la Foscobessi e terzo il team Valdinevole. Ci siamo spostati al circolo Mille Luci appunto per sentire le interviste che abbiamo registrato per voi. A termine della giornata, a termine anche delle premiazioni, Piero Busi, abbiamo portato a termine questa gara rimandata per il maltempo. Oggi per fortuna è stato clemente, quasi 200 ragazzi, un bel successo. No, è un successo di sicuro, perché oltre 217 iscritti, mi sembra, ora i partenti precisi non me li ricordo, però tutte batterie piene, 35-40 ragazzi, addirittura il G3, le femmine, che non succede quasi mai, addirittura hanno fatto una batteria per conto suo, che vuol dire che erano più di 10, erano 11, noi siamo contentissimi che tutte le società, ben 22, abbiano risposto insomma, alla nostra organizzazione, ai nostri sforzi che si fanno
fa al nostro impegno, insomma, nei confronti di ragazzi e nei confronti dell'organizzazione delle gare. Ormai siete in pieno movimento, la prossima settimana, tra qualche giorno per chi ci vede, doppio appuntamento anche domenica. Sì, noi ci si può fare del male, quindi la prossima settimana, domenica, esordienti primo anno, esordienti secondo anno e allievi. E niente, queste 3 gare sono in onore dei 2 dirigenti scomparsi, siamo alla seconda edizione, Enzo Cipolli e Alessandro Biondi, che sono sempre insieme a noi e noi pensiamo di ricordarlo, speriamo delle belle gare e il tempo ci voglia bene come ci ha voluto bene oggi. Ecco. Un bel gruppo il vostro, oggi una bella collaborazione, grazie agli sponsor e all'amministrazione però che vi dà sempre una mano, vi dà un supporto. Sì, no, i ringraziamenti sono globali, l'amministrazione, tutti quelli che ci danno mano, sponsor e quant'altro, che durante la stagione agonistica ma anche durante l'organizzazione. Per il comitato provinciale Luigi Fontanella, oggi è tornato il ciclismo pedalato, praticamente 200 ragazzi, un bel successo. Sì, veramente è un bel successo e d'altra parte i bambini che sono stati fermi per tanto tempo, finalmente almeno oggi hanno potuto ritrovarsi insieme e divertirsi. Io, portando il saluto del comitato provinciale, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta la Polisportiva Mille Luci, il presidente Ginanni e tutti i suoi collaboratori per l'ottima manifestazione che hanno messo in piedi. Purtroppo loro la gara dovevano farla come apertura, poi il tempo non ce l'ha permesso e quindi fortunatamente la responsabile regionale della Commissione Giovanile Puccetti è riuscita a dare questa data e ci siamo ritrovati tutti d'accordo. Un ringraziamento particolare a tutte quelle società che hanno voluto onorare la Polisportiva Mille Luci e il Comitato Provinciale di Pistoia, perché ho visto che la loro partecipazione credo che abbia superato oltre le 20 società e quindi già questo è una bella soddisfazione, motivo d'orgoglio. E poi per quanto riguarda il resto, niente, l'importante è che ora da qui in avanti si possa veramente continuare a fare la nostra attività perché ce n'è veramente bisogno per i bambini, per le società, anzi per quanto riguarda gli sponsor sarebbe veramente ora l'occasione di poterli ringraziare ancora una volta perché nonostante le loro problematiche finanziarie riescano ancora a stare dietro insomma, un po' a quelli che sono i bisogni e le necessità finanziarie delle nostre società, non solo della provincia di Pistoia ma di tutta la Toscana e anche a livello nazionale. Niente, io ringrazio voi che siete sempre presenti e col vostro contributo fate in modo che il nostro sport possa essere sempre all'avanguardia. Grazie di tutto. Per la società Giampiero Morosi, impegnato anche oggi in prima persona, se non fa il direttore di corsa sulla macchina, ma un ruolo gli si trova sempre, per fortuna possiamo tirare le somme, è andato tutto bene. Qualche particolare, ma c'è sempre, però tutto sommato possiamo essere contenti. Sì, no, ora 200 ragazzi iscritti, intanto ringrazio tutte le società perché mi pare che sia dovuto, perché insomma sono venuti in tanti e perché insomma alla nostra gara ci tengano sempre in modo particolare. E noi d'altra parte ci sa da fare tanto perché siamo rimasti non tanti in società, quindi bisogna darsi da fare assai e le gare da fare sono sempre tante. Intanto voglio ringraziare anche le istituzioni perché i vigili insomma anche domenica e oggi ci hanno dato mano per i permessi senza fare storie, quindi gli devo dire solo grazie. Poi voglio ringraziare gli sponsor perché naturalmente oltre che a Gallicani Piante che era intitolata la gara, anche gli altri sponsor nostri sulle maglie tutti, perché senza di loro naturalmente non si può fare queste cose.